Talijanski autor mnogobrojnih knjiga i predavač Marko Cesati Casin prije 20 godina susreo se s koincidencijama ili kako ih je on nazvao slučajevima koji nisu bili slučajni. To ga je usmjerilo prema istraživanju fenomena koji je zaokupljivao mnoge velike umove poput fizičara Paulija ili psihoanalitičara Junga, a to je sinkronicitet. Događaj koji narušava uzročno-posljedični slijed, a ima značenje za onog koga doživljava. Zvuči pomalo mistično, kao i život sam, ali je Marko Cesati Casin počeo bilježiti pojavu značajnih koincidencija i s vremenom napravio i klasifikaciju sinkroniciteta u rasponu od koincidencija smrti ili spašavanja pa do koincidencija navještanja događaja ili mističnih koincidencija. Kako god ih se klasificiralo, sinkroniciteti svima koji su ih doživjeli daju neobičan osjećaj da je ispod površine sve nekako smisleno povezano i umreženo. Kako bi rekao Cesati Casin, koincidencije su znakovi na našem putu. Zvuči upravo kao netko koga biste očekivali susresti ovdje, na rubu znanosti. Dobra večer. Marko Cesati Casin je autor velikog broja knjiga u kojima se bavi temom sinkroniciteta, to jest koincidencija ili slučaja koji nisu slučajevi, kako su to neki definirali. Ta tema svakako nije jednostavna jer predstavlja univerzalno ljudsko iskustvo. Druga je stvar kako ćemo ga interpretirati. Kao tek slučaj ili kao pak koincidenciju. Dobra večer. Što bi to po vama bio slučaj ili koincidencija o kojima pišete u svojim knjigama ili kako su ih neki ljudi u povijesti nazivali slučajevi koji nisu slučajni? Buonasera. Il caso per principio non esiste. Nulla accade per caso su questo mondo. Al limite noi non siamo a conoscenza del motivo, ma ogni fenomeno che accade su questo mondo accade per un'azione e una reazione, una causa e un effetto. Quindi noi siamo spettatori o protagonisti di fenomeni. Quando il fenomeno non è spiegabile, noi lo chiamiamo caso, ma non esiste il caso. In uno dei miei libri ho spiegato con una storia accaduta 200 anni fa perché il caso non esiste. Questa storia l'ho portata a professori universitari di probabilità, di statistica e di matematica e secondo le leggi che loro studiano non hanno saputo darmi una risposta. Sono state registrate le testimonianze presso i tribunali dell'epoca e presso gli albi navali dell'epoca in Inghilterra, paese molto serio su questo tipo di avvenimenti. Nel 1829 una nave affonda e tutti i passeggeri e marinai finiscono in mare, ma nessuno muore o si ferisce. Dopo un giorno e mezzo un'altra nave raccoglie questi marinai e dopo 3 giorni anche questa nave affonda un'altra volta e tutti nuovamente in acqua, ma neanche un ferito e un morto. Dopo 5 giorni un'altra nave passa, raccoglie questi naufraghi e vengono tutti salvati. Ma dopo un giorno anche questa terza nave finisce contro una scogliera e tutti nuovamente in acqua. Dopo un giorno e mezzo passa una quarta nave che raccoglie tutti questi naufraghi, neanche un ferito e un morto, e vengono tutti caricati a bordo. Ma un uragano spezza l'albero maestro di questa quarta nave e tutti nuovamente in acqua per una notte intera in pezzi di legno o zattere improvvisate, fino a quando passa una quinta nave che si chiamava Jupiter e carica a bordo ormai più di 100 persone di 5 navi, ma neanche un ferito. Purtroppo anche lo Jupiter affonda dopo 3 giorni e quindi abbiamo nuovamente tutti in acqua
e passa un transatlantico che si chiamava City of Leeds, che faceva da Southampton all'Australia, giusto in tempo per caricare a bordo tutti oltre 100 uomini tra marinai e persone, tutti sani e salvi. Tanto che il medico del City of Leeds, una volta visitati questi naufraghi, può tornare a occuparsi di un'anziana donna di nome Sarah Rickley, che era partita da Southampton per Australia per cercare disperatamente suo figlio Peter, che era sparito 10 anni prima dicendo: mamma, vado a cercare fortuna in Australia. L'anziana donna pensava di morire, stava per morire, e quindi aveva fatto questo grande gesto di salire su questa enorme nave per andare in Australia, come oggi se uno vi dicesse vado in Marte. Dopo 3 giorni di navigazione la donna sta morendo e supplica il medico di cercare il suo figlio Peter prima che lei muoia. Ormai vede tutto annebbiato, manca poco alla sua fine. Il medico si impietosisce, prova pena per questa donna e va a cercare nei naufraghi appena arrivati se per caso c'è un ragazzo che assomiglia alla descrizione fatta da Sarah Rickley, e lo trova tra i naufraghi della prima nave affondata e chiede a questo ragazzo se può fare una pantomima, una scena per alleviare gli ultimi attimi di questa donna che ormai non vede più bene e far finta di essere Peter. Questo ragazzo accetta e mentre vanno alla cabina della Sarah Rickley, il medico spiega: allora, la donna si chiama Sarah Rickley e lei deve fare la parte di Peter Rickley. Questo si ferma e dice: ma io sono Peter Rickley. Puoi immaginare quando Peter Rickley ha visto sua madre, la mamma non è più morta, la notizia ha fatto il giro di tutta l'Inghilterra, tutti i newspaper, e è stato un fatto molto, molto spettacolare e eclatante. Che significato diamo? Primo, sono stati necessari 5 naufragi in 13 giorni, ma neanche un ferito, affinché Peter arrivasse al transatlantico e abbracciasse sua madre. Secondo, un medico che se non si fosse preso a cuore di questa donna, la donna sarebbe morta sulla nave senza sapere che sulla stessa nave c'era suo figlio. Quindi questo non può essere un caso, questo è un disegno dettato da forze superiori e il comune denominatore di questa storia è l'amore. Ok? Danas postoji dosta knjiga po bibliotekama koje objedinjuju mnogobrojne takve slučajeve, nalik ovom neke vrlo bliske po drastičnosti. Često puta se događaju doslovce nevjerojatne stvari, da ljudi iz drugih krajeva svijeta nalaze slike svojih bližnjih, izgubljene prstenove, sreću se na čudnim mjestima. Neke od tih primjera ćemo danas ispominjati kada ćemo opisivati tipove koincidencija. Kako biste vi pokušali, ili možda kad kažete koincidencija ili sinkronicitet kao sinonim, konkretno bilo je u zadnjih 100-tinjak godina ljudi koji su pokušali dokučiti tu tajnu. Najpoznatiji od njih je recimo Carl Gustav Jung, koji je čak odredio neke karakteristike sinkroniciteta koje naravno imaju uvijek neku mističnu dimenziju i neko značenje za ono kojem se događaju. Kako ih je on, da kažemo, definirao ili barem opisao? Koje su osnovne značajke nečega da bi zaslužilo počasno ime sinkronicitet ili koincidencija? Jung ha coniato, ha inventato una parola molto importante che è sincrodestino. Noi tutti abbiamo un destino e quindi quando il destino si sincronizza con qualcosa che non dipende da noi, abbiamo la coincidenza. La vera espressione dettata da Jung di coincidenza è un fatto accidentale che casuale non è. Cosa significa? Che devono coincidere 2 cose. La prima deve partire da te, la seconda non potrà mai partire da te, deve partire dall'esterno e non dipendere da te.
allora è una vera coincidenza significativa, assume un significato molto potente per la tua vita, perché tu non hai fatto nulla perché la cosa avvenisse, allora diventa molto potente. Quindi Jung, che ha cercato di spiegare molte volte a Freud questo tipo di nuova metodologia con l'inconscio collettivo, gli archetipi, di come funziona il mondo non soltanto attraverso lo studio delle nostre esperienze sessuali e via dicendo, è arrivato a sedersi di fronte a Freud in 2 poltrone con una libreria per spiegare che se in questo momento che io sto parlando con te, Freud, ci fosse un colpo nella libreria, non può essere un caso. E in quel momento il colpo arrivò. E Freud rimase stupito, spaventato, quasi indispettito, arrabbiato. Però pensò che era un caso, cioè una fortuita coincidenza di... E Jung insistette e disse, però... se adesso io parlo ancora e il colpo si ripete, lei non potrà più dire che è un caso. E il colpo arrivò. E quindi Freud si arrabbiò così tanto che non volle mai più parlare di sincronicità con Jung e lì iniziò la separazione. Ma non è un caso se quando Jung è morto, il suo albero preferito che accudiva e curava tutti i giorni, 1 ora e mezza alla morte di Jung, un fulmine incenerì quell'albero. Eto, Jugu možemo zahvaliti to što je uspio uočiti da kod sinkroniciteta se krši taj uzročno-posljedični vremenski linearni slijed, ali s druge strane, što je još važnije, sinkronicitet uvijek ima značenje za onog tko ga na neki način uočava. Zato jer se povezuje sa njegovim unutarnjim sadržajima i asocijacijama i slično. Evo, recimo, filozof Arthur Schopenhauer u koincidencijama je vidio ono što je nazvao izvanredni sklad univerzuma. Ono što se u vašim knjigama nalazi, kao rekao bih, jedan dodatni korak naprijed prema, ako ne već razumijevanju u potpunosti, onda barem opisu sinkroniciteta i koincidencija, jesu tipovi koincidencija. Naime, sinkroniciteti dolaze u raznim vidovima. Nekad kao znakovi, nekad kao potvrde, nekad kao stvari koje jednostavno nemaju neko posebno značenje. Dobar primjer je slučaj čovjeka koji je sjedio na klupi u nekom gradu i uvijek u isto doba dana vidio iste tipove ljudi kako prolaze, bradate, visoke, niske i slično. Znači, osim što koincidencije svjedoče o nekakvoj međupovezanosti, zanimljivo je što ih ima raznih vrsta i raznih namjena. Pa, kako biste vi nabrojali tipove koincidencija, bez ulaženja u pojedinačno svaku, to možemo kasnije, kakve postoje vrste sinkroniciteta ili koincidencija prema onom, kako ste ih vi klasificirali? Možda ih ima i više. Lei ha detto molto correttamente, per esempio il fatto di sedersi su una panchina e vedere le persone che passano a una certa ora, che sono fatte in un certo tipo, questo è stato frutto di un lavoro durato più di 30 anni però, perché qui stiamo parlando anche di scienza che si avvicina su questo tipo di tematiche. Questa persona era Kammerer, che era un austriaco, e passò 30 anni seduto su una panchina con il suo taccuino a segnare ogni minuto, ogni ora le persone che passavano, per arrivare alla fine a dire con assoluta certezza matematica che se per esempio alle 4 passava di fronte a lui un signore col cappello e la barba, sicuramente ne sarebbero passati dietro altri 2 col cappello e la barba. Però questo è un lavoro quasi folle da riuscire ad arrivare a fare. Jung chiamava la coincidenza più importante luminosa, perché assume un carattere mistico, quasi divino, perché è una coincidenza che è solo per te, un messaggio dell'universo per te, per la tua vita. E questo secondo me è un punto molto importante. Io dico sempre che le coincidenze sono come dei lampioni che si accendono su quel viale ombroso e oscuro che è il tuo destino. Quindi più tu segui queste luci, più tu sarai sulla tua strada. Ricordiamoci che nulla accade per caso su questo mondo. Quindi se ti è arrivata una coincidenza così importante, non la lasciare andare. Prendila e seguila.
La coincidenza più comune è la coincidenza premonitiva. Chissà che fine ha fatto Giovanni, che 5 anni che non lo sento, e appena fatto questo pensiero suona il telefono ed è Giovanni che mi chiama. Questa è la coincidenza più comune. Che significato ha questa telefonata? Perché è arrivata questa telefonata esattamente nel momento che pensavo a lui? E sono 5 anni che non lo penso, che non penso, non lo vedo. Non è una persona che 5 giorni che non vedi, quindi ha un'importanza molto forte. Apri quella porta e seguila. Rifrequenta Giovanni, vedi chi ti presenta, perché è una via che si apre, che ti porterà sicuramente a qualcosa di favorevole. Amicizia, amore, lavoro, salute. Oppure la coincidenza premonitiva di sogno, quando noi sogniamo qualcosa che accade normalmente non a noi, ma a altre persone. Molte persone mi dicono: cosa devo fare io se sogno una persona che presto si ammalerà o avrà un incidente? La devo avvisare o no? E io dico sì, il tuo compito è avvisarla, informarla di quello che sta per accadere. Ecco perché hanno fatto arrivare a te questo messaggio, perché è molto difficile sognare per se stessi, è un dono molto molto raro, si sogna per gli altri. Le coincidenze io le ho suddivise in varie categorie. La più comune è quella dei numeri, perché i numeri sono alla base della nostra vita. I numeri ci parlano, però noi abbiamo un difetto: personalizziamo il messaggio dei numeri. Faccio un esempio: 1457 noi non lo leggiamo come un numero intero. Noi facciamo 1 più 4 più 5 più 7 e mi darà come totale 5, 5, 17. E 17 è la mia data di nascita? No, il numero deve essere preso per quello che è. Pauli, padre della fisica quantistica, era ossessionato dal numero 137, 137. Era per lui una fissa e obbligava tutta la sua equipe di scienziati, tutta la sua equipe di collaboratori a mettere sempre questo 137. Il bello è che le formule andavano bene, progredivano, c'era entusiasmo. Per 10 anni è andato avanti con questa ossessione del 137. Purtroppo quando arrivava alla fine la formula poi crollava, non dava la soluzione finale e lui era una sfida sempre di più. 137, 137. All'età di 55 anni, a Zurigo, si sente poco bene e la figlia lo accompagna a una clinica privata e lo ricoverano dentro la camera numero 137. Lui si gira, guarda sua figlia e dice: adesso ho capito tutto. 2 giorni dopo è morto. Quindi noi siamo abituati con i numeri a dare una nostra personalizzazione e soprattutto a mettere quella parola che a me non piace, che è se. Se io sommo, se io faccio, perché devi metterla? È quello il messaggio. I numeri hanno potenza quando per esempio ti riportano a una data di morte o di nascita, a un numero di portone di casa dove tu hai vissuto. Allora sono anche dei messaggi che possono arrivare da altri mondi per te. U SAD-u postoji institut za katalogizaciju sinkroniciteta. Što i kako zapravo radi taj institut? Na koji način katalogizira i skuplja sinkronicitete? S kojom namjenom? Sicuramente gli americani hanno questo tipo di passione, anche se il più grande esperto di coincidenze al mondo è un australiano che vive negli Stati Uniti, si chiama Ken Anderson, e quindi è importante perché le coincidenze sono dei fatti inopinabili, sono dei fatti oggettivi che accadono, quindi poi uno prende l'evento e dà la sua interpretazione, però l'evento è accaduto, l'importante è che noi possiamo fare una ricerca affinché questo evento sia veramente accaduto in quel modo, quindi testimonianze, registrazioni, prove, questo è il lavoro della ricerca e questo istituto in America raccoglie tutte le informazioni di tutti gli americani che vogliono raccontare che cosa gli è accaduto nella loro vita.
Ken Anderson dice che mediamente accadono 8 coincidenze importanti, significative a ogni essere umano. Ma quanti di noi fanno veramente caso a queste coincidenze i ne raccolgono l'importanza del messaggio? Molto pochi. Dobro, univerzalno iskustvo ljudi jest, kada se razgovara sa ljudima o njihovim iskustvima, da su doživljavali često puta ono što nazivaju nekim vrstama znakova, znači grupiraju se određene informacije, određene slike, određene teme, kao da je to nekakav znak u kom treba ići. Međutim, to su svakako vrlo fascinantna iskustva za one koji ih doživljavaju, no jednako su fascinantna iskustva kojima je teško pročitati pravo značenje, ali doista nadilaze svaku maštu. I čovjek bi rekao svakome da je nešto izmislio kada bi ispričao takve priče koje su se doista i dogodile. Meni je recimo bio dosta dramatičan slučaj koji se često put navodi, a to je slučaj djevojčice koja se zvala Laura Barton. Događaj koji je vezan uz nju i njen balon ne nalazi se samo na jednom mjestu, ali mislim da ga vredi ispričati da bi se pokazala snaga fascinantnosti koincidencija. Pa mislim da je spominjati u vašoj knjizi što se zbivalo te godine u Engleskoj na toj rođendanskoj proslavi. È successo un fatto straordinario nella sua semplicità che ci dà quel tocco di magia della vita. Laura Barton stava festeggiando il suo 10° compleanno nel giardino di casa con i suoi compagni di gioco, quando a un certo punto è arrivato il papà con un mazzo di palloncini gonfiati ad elio e in fondo ai palloncini c'era una piccola scatoletta e dice a sua figlia: adesso scrivi un messaggio e lo mandiamo in cielo. Laura scrive: chiunque tu sia, mi chiamo Laura Barton, oggi è il mio compleanno, compio 10 anni, vivo nello Staffordshire, questo è il mio indirizzo, ciao. Chiude il biglietto, il papà lo chiude nella scatoletta, lo attacca ai palloncini, lo manda in cielo, tutti fanno l'applauso, fanno le foto e si dimenticano dei palloncini e la festa continua. Mentre invece i palloncini, soffiati da un vento verso nord, percorrono circa 200 chilometri, passano sopra Londra e finiscono a nord di Londra, fino a quando l'effetto dell'elio termina nei palloncini e quindi perpendicolarmente scendono dentro un altro giardino. Quando arriva una bambina, incuriosita apre questa scatoletta e scoppia a ridere e va dai suoi genitori. Perché anche lei si chiama Laura Barton, anche lei quel giorno compiva 10 anni, i genitori del nord di Londra guardano il biglietto, cercano il numero di telefono, chiamano i genitori della bambina che sta a sud di Londra, si incontrano e scoprono di avere la stessa pettinatura, lo stesso cane Labrador nero con lo stesso nome, le stesse bambole, un sacco di vita, lo stesso criceto, un sacco di cose comuni tutte insieme. Questa notizia è finita su tutti i giornali d'Inghilterra e hanno fatto molti servizi. Andiamo a capire com'è possibile che un gruppo di palloncini soffiato dal vento debba proprio terminare la sua corsa in quel giardino. Non può essere un caso. In questo caso possiamo dire che è stata una strizzatina d'occhio di Dio, come dire: ehi, non dimenticatevi che le coincidenze sono importanti. Dobro, prije nego što se pozabavimo drugim aspektima i mogućim značajima koincidencije, možemo spomenuti i ništa manje dramatičnu koincidenciju čovjeka koji je umro, ako se ne varam, negdje na Floridi, podrijetlom bio iz Kanade, da bi na kraju vjetrovi, oluje i uragani njegov ljes doveli u njegov rodni dom ne znam koliko godina kasnije. Kako glase detalji te priče, jer problem kod koincidencija i sinhroniciteta jest, ako ih doista želite zorno predočiti, morate puno detalja ispričati da bi se vidjelo koliko se stvari poklapaju ili ne. Sì, e non necessariamente devono coincidere con gli tempi che noi ci aspettiamo. La coincidenza può avere anche una tempistica relativa, potrebbe diventare atemporale. In questo caso che lei ha appena menzionato è addirittura stupefacente, perché questo attore che viveva in un'isola del Canada è morto negli Stati Uniti ed è stato sepolto in un cimitero vicino al mare, mi pare in Texas, e dopo qualche tempo
c'è stato un violentissimo uragano, il classico uragano che passa negli Stati Uniti, che ha distrutto completamente questo piccolo cimitero vicino al mare e la bara è finita in acqua. E per 5 lunghi anni la bara spinta dalle correnti, è terminata, ha finito la sua corsa esattamente nella spiaggia dell'isola dove lui viveva. Quindi quando sono arrivati gli isolani, hanno visto la targa di questa persona che loro conoscevano, sono rimasti stupiti, sconvolti, e ci ha messo 5 anni per tornare a casa, perché lui era molto attaccato a questa casa. Allora la cosa affascinante è: chi è che ha spinto? Chi è che ha fatto sì che questa bara arrivasse fino a casa sua? Certamente non il caso. C'è un disegno, c'è sempre un disegno. Kod sinkroniciteta je najzanimljivije što oni na neki način čudan daju nekakav optimizam životu. Ponekad mogu biti jednostavno zabavni. Čovjek zabavljeno uoči kako je na nešto pomislio, kako se nešto dogodilo i slično. Međutim, u sinkronicitetima postoje i daleko ozbiljne kategorije. Spominjali ste tipove koincidencija, neke od njih su one koje spašavaju život, kao nekakav nagovještaj ili neki znakovi koje čovjek posluša, neki najavljuju smrt. Spominjali ste primjer usporednih života. Postoje ljudi koji imaju slične sudbine, slično izgledaju, slične roditeljske sudbine. Postoje one u nizu, kao ste spominjali u vezi Paula Cameruna, ljubavne, brojčane i slično. U svojoj knjizi, da ne bi sve ostalo samo na nabrajanju svih tih mogućih koincidencija i sinkroniciteta, pokušavate dokučiti koliko je to moguće, naravno, jer eto, filozof Arthur Koestler je u knjizi Korijeni slučaja pokušavao paranormalne fenomene i koincidencije obraditi u svjetlu novih otkrića kvantne fizike. Duhovni učitelj Gurdžijev je primjerice smatrao da čovjek kad se probudi ih uočava i onda može slijediti i reagirati i pratiti sudbinu, a ne biti tek nošen njenim valovima. I kad smo već kod sudbine, razlikujete dva pojma. Jedan se zove sudbina, a drugi bi bio, recimo na hrvatski preveden kao kob ili fatum. Zbog čega su ta dva pojma važna i što ih razlikuje? I naravno, kakvu ulogu koincidencije imaju u jednom i u drugom? Questo per me è un punto fondamentale da comprendere per l'esistenza dell'essere umano. Il destino e il fato appartengono alla stessa medaglia, solo che hanno un significato opposto. Sono le due facce della medaglia. Se il destino è dettato dalla conoscenza dei fatti, il fato è dettato dall'ignoranza dei fatti. Ed ecco perché noi la chiamiamo una fatalità. Se io sono una guida alpina o un paracadutista e dopo 500 lanci al 501 non mi si apre il paracadute, io sono a conoscenza di svolgere un lavoro pericoloso che posso morire. Se invece io esco da una casa e mi cade la classica tegola in testa all'improvviso, io non potevo prevedere in nessun modo questo incidente. Ma non è che la tegola è caduta per caso. La tegola è caduta perché qualcuno ha messo poca colla, perché si è alzato il vento, perché l'operaio era stanco. C'è sempre una causa-effetto a noi sconosciuta. Quindi che cosa ci insegna il fato? Il fato ci insegna a vivere qui e ora, il presente. Perché anche se tu fossi padrone del tuo destino, che è impossibile, ma andiamo per esasperazione, per follia, che tu possa esserlo, non potrai mai conoscere il fatto. E quindi questo fatto ti obbliga a vivere pienamente, il più possibile, il tuo presente. Vale a dire che non posso sprecare neanche un giorno, perché come disse Lorenzo il Magnifico, signore di Firenze del Medioevo, chi vuole essere lieto, lieto sia, perché del domani non vi è certezza. Hai fatto tutto quello che dovevi fare? Hai detto a tutti quello che dovevi dire? Hai vissuto la tua vita? Il fatto te lo ricorda sempre. Quando accade qualcosa a qualcun altro imprevisto,
Pensa che domani può accadere a te. Io auguro a tutti di vivere 150 anni, ma questo è il più potente insegnamento che arrivi dall'universo. Non c'è solo il destino, c'è anche il fatto. Postoje i sinkroniciteti koji na neki način čovjeku pokažu da nije možda on kriv. Čak kao nekakva vrst psihijatra ili psihologa mogu poslužiti. Konkretno dramatičan slučaj jest vezan uz Lincolnovog ubojicu. Naravno da je poznato kroz brojne rubrike, vjerovali ili ne, sličnost mnogih podataka između Lincolna i Kennedyja, to se može naći posvuda, datumi, godine i slično. Međutim, manje poznata priča jest priča o bratu ubojice Lincolna, koji je imao naravno određene svoje probleme sam sa sobom, sa spoznajom da mu je brat ubio predsjednika. Međutim, priča se razriješila na vrlo sretan način, ali naravno isključivo uz pomoć koincidencija. Kako je ta fascinantna priča išla? È una storia che viene premiato Edwin Booth perché ha saputo ascoltare la sua intuizione. Più una persona è intuitiva, più sarà sulla sua strada. Ascoltare il nostro intuito. L'intuito è un momento fantastico che dura da 0 a 2,7 secondi. In quel momento noi siamo esseri puri, non contaminati da logiche, da ragionamenti, da interessi. Si dice che se il corpo è la tua carrozza, i cavalli sono il tuo cervello, l'intuito è il tuo nocchiero. Edwin Booth era il più grande attore di teatro dell'epoca. Recitava Shakespeare in modo fantastico. Ovviamente, quando il fratello ha ucciso Abramo Lincoln, per la vergogna, la sua vita si frantuma, non vuole più recitare e si ritira definitivamente dalle scene. Passano 3 anni. Una mattina si trova alla stazione dei treni di Filadelfia e sta aspettando un treno. Molta gente, il treno sta entrando, la locomotiva, e vede davanti a lui, pochi metri, un ragazzo che leggendo il giornale scivola dalla banchina e finisce sulle rotaie. Tutti che urlano ma nessuno che fa nulla. E lui ha un'intuizione, o forse una voce che dice vai. Non ci pensa, non ragiona, si fa strada in mezzo alla gente, si attacca al ferro, tende il braccio, rischia anche lui di essere preso dal treno, ma riesce a salvare per un secondo da morte certa questo ragazzo. Gli fanno i complimenti, bravo, bene. Una settimana dopo bussa alla casa di Edwin Booth il generale Grant in persona, che poi diventerà anche lui presidente degli Stati Uniti. Edwin Booth lo guarda e il generale gli dà una lettera, la apre davanti al generale e la legge. È la madre del ragazzo che lui aveva salvato una settimana prima, che lo ringrazia per averlo salvato da morte certa. Ebbene, quella madre era la vedova di Abramo Lincoln. Lui, senza saperlo, aveva salvato la vita al figlio del presidente ucciso da suo fratello. E quindi il destino ti ha dato una possibilità e tu l'hai accolta, è tornato a recitare, ha pagato il suo debito. To ja zovem izravnavanjem računa. Podsjeća na onu priču pilota Boeinga koji je dobio samo naznaku da se skrene pa je izbjegao meteorit za tren oka. Ključno pitanje jest kako sinkronicitete usmjeriti u našu korist. Ljudi ih uočavaju više ili manje. Čim ih više uočavaju, naravno da ih još više uočavaju, tako to ide sa osvještavanjem. No, na koji način, kada pričamo o ovim znakovima koji su doista osobni, koji nisu ni najmanje dramatični poput ovih opisanih, ali su dramatični za one ljude kojima se događaju, jer su nevjerojatni da njihove sudbine, želje su zapisane u događaje i ljude koji se zbivaju oko njih. Kako se može vidjeti ili sinkronicitet ili odabir dobar i kako uopće baratati sinkronicitetima u našu korist? Postoji li tu nekakva tajna metoda, neki način, nešto što olakšava manevriranje između tih čudnih događaja? Il segreto della vita per me sta nel cercare di non capire la vita, ma invece di capirla, sentirla.
Quindi il segreto sta nel sentire e non capire. Più tu ti senti, più sei te stesso. Più cominci a ragionare e ascolti soprattutto gli altri, più finisci in basso, che si chiama la tua personalità o il tuo ego. Più tu senti, vai verso la tua individualità. E noi siamo individui. Quindi per comprendere le sincronicità dobbiamo innanzitutto sentire. Il secondo punto fondamentale, oltre a sentire, è quello di arrivare ad accettare gli opposti. Noi viviamo in un mondo duale, non esiste una cosa senza il suo opposto. Noi sappiamo cos'è la luce perché c'è il buio, sappiamo cos'è il caldo perché c'è il freddo, sappiamo cos'è la salute perché c'è la malattia, sappiamo cos'è la vita perché c'è la morte. Ma quando ci arriva una malattia noi non l'accettiamo. Diciamo sfortuna, diciamo cose brutte. Se noi sapessimo accettare e leggere il messaggio che arriva con la serenità, noi vivremmo molto meglio e saremmo molto più capaci di cogliere i significati delle coincidenze. Quindi la parola chiave è accettazione di tutto ciò che ci accade. Uno scienziato giapponese, Murakami, ha vinto il Planck Award, che è il più importante premio mondiale, perché ha scoperto un gene che dentro di noi si attiva e blocca una forma molto aggressiva di diabete chiamato diabete tipo B. Ha vinto un premio, quindi ha potuto dimostrare, quindi ripetere l'esperimento. E questo gene si attiva dentro di noi attraverso la risata. Attraverso la risata riesce a bloccare una forma di diabete. Questo per dimostrare quanto è importante il think positive, il pensare positivo, il pensare sereno. Ci darà solamente che una grande salute e una visione della vita molto migliore. La negatività non ci porta assolutamente da nessuna parte. Cercate di evitare le persone negative, quelle che si lamentano continuamente. Spomenuli ste prije australskog istraživača Ken Andersona. Taj Ken Anderson je konstatirao, ustanovio, rekao da mjesečno svatko od nas doživi 8 značajnih koincidencija. Što bi to bile značajne koincidencije i kako je uopće uspio izmjeriti da ih svatko doživljava 8? To je dosta precizna brojka, ne moramo ih shvatiti doslovno, ali označava jedan red veličine, da tako kažemo. Ma io penso che derivi proprio da questo istituto, dove lui è colui che l'ha creato e che ha ricevuto talmente tante informazioni che poi saranno state elaborate dai loro computer per arrivare ad avere questo tipo di dato statistico. Io ritengo che le coincidenze siano molto di più che ci accadono. Lui ha parlato di coincidenze significative, ovvero che hanno proprio un motivo nel tuo percorso di cambiamento, di direzionamento. Noi abbiamo il nostro destino, il destino è un programma di vita. E questo programma di vita a noi è il più delle volte sconosciuto, quindi quando la coincidenza arriva significativa ci aiuta a capire qual è la nostra strada e soprattutto se stiamo percorrendo la strada giusta. È evidente che abbiamo anche il libero arbitrio, però il libero arbitrio non è per la direzione, ma è solamente per lo spazio e il tempo, quindi io posso rallentare o andare più veloce, ma alla fine la direzione sarà sempre quella. Questo perché noi viviamo in una società piena di condizionamenti. Quindi si dice che chi ha il libero arbitrio, perché molti non ce l'hanno, hanno l'impressione del libero arbitrio, ha il libero arbitrio di scegliere a quale condizionamento affidarsi, perché la vita libera non esiste. Quindi le coincidenze sono una meravigliosa occasione per capire qual è il motivo della nostra vita e ricordiamoci che noi viviamo finché abbiamo veri motivi che ci sostengono. Racconto sempre una storia molto affascinante e romantica di due nobili donne di 107 anni l'una, amiche da 100 anni. Lei si immagini due donne anziane della Treviso Bene che sono amiche da 100 anni, mai sposate, e vivevano nella stessa casa per anziani. Una notte Teresa Giuliani nella sua stanza
serenamente, immagino a 107 anni, si spegne e muore. 2 ore dopo, la stessa notte, in un'altra stanza dove c'era Alberta Fabris, la sua amica, anche lei muore serenamente. Le 2 anime abbandonano il corpo perché la motivazione della loro vita era finita, che era questa meravigliosa amicizia che durava da 100 anni. Questo è un bellissimo esempio. Kaže se da tko iza zatvarajućih vrata vidi iduća, postaće sudionik niza neočekivanih i povoljnih događaja, u prijevodu ko se ne veže za ono što je prošlo i zna da ga čeka nešto što još nije prošao, pa naravno da to ne može predvidjeti na temelju prošlih događaja. No, spominjali ste prije pojam slobodne volje. Oko njega se mnogi ljudi glože. Ima li slobodne volje, nema li slobodne volje? Naravno da je ona na neki način ograničena. Nikakva slobodna volja mi ne bi mogla pomoći da sad se dignem u zrak jer nemam krila i slično. Na koji način je slobodna volja ugrađena u koncept onog što zovemo sudbinom, a o čemu nedvojmeno koincidencije zapravo govori? Da postoji nekakav široki put prema tamo negdje i sad unutar njega se može ići sporije, brže, lijevo ili desno, lakše ili teže. No koja je zapravo uloga i faktor slobodne volje unutar takvog koncepta o kojem govore koincidencije? Allora, innanzitutto il libero arbitrio di base è la scelta tra il bene e il male. Noi non abbiamo nessuno che ci obbliga con una pistola alla testa di fare una cosa cattiva. Siamo noi che decidiamo. Questo per estremo. Quando uno fa qualcosa di male è semplicemente perché in quel momento c'è l'assenza di bene e quindi è il male che diventa padrone. Il libero arbitrio è il frutto anche, è un'azione, secondo me, non proprio così libera, scusate il gioco di parole, ma frutto di come è cresciuto e come è stato educata la persona. Io dico sempre che noi siamo ciò che eravamo dai 7 ai 14 anni, che si chiama costruzione del corpo mentale. Perché in quei 7 anni noi riceviamo la matricizzazione della nostra vita e quindi il libero arbitrio che ne consegue sarà molto legato a questo tipo di esperienza che abbiamo vissuto. Per esempio, se noi abbiamo avuto una bambina, il padre era assente, non c'era, senza ombra di dubbio questa bambina quando diventerà adulta diventerà una donna con un taglio molto maschile, farà un lavoro maschile, si pettinerà e vestirà in modo maschile perché lei avrà sopperito questa mancanza del padre autoproteggendosi, perché il maschile è protezione. Faccio un esempio, quindi questo va a comportare un suo libero arbitrio direzionato in un certo modo. Quindi il libero arbitrio nella sua purezza non esiste, c'è un detto che dice che il libero arbitrio esiste finché tu non intacchi, non disturbi il libero arbitrio altrui. Quindi il nostro movimento è molto limitato. Il libero arbitrio ci dà comunque un insegnamento, Dio, con il libero arbitrio massimo, che è il peggiore che tu possa fare, che è il suicidio. Il suicidio io penso che sia il suicidio consapevole, perché poi quando le persone si suicidano e non sono consapevoli, sono malate, è tutto un altro discorso. Per esempio Robin Williams, il noto attore, è morto suicidato e si pensava che si fosse suicidato, è una persona così felice di vivere, com'è possibile che abbia fatto una cosa del genere? E poi invece si è scoperto con l'autopsia che aveva un inizio di, non so se Alzheimer o Parkinson, ma dentro questa malattia aveva anche un altro effetto di questa malattia che ti portava a situazioni di panico tendenti suicide. Quindi non è più una tua volontà, tu ti sei suicidato perché stavi male, questo è diverso. Io parlo di suicidio cosciente, vale a dire le persone che decidono di mettere fine alla propria vita. Questo è il più grande errore che un essere umano possa fare, perché le conseguenze che avrà dopo sono pazzesche, sono terribili, anche se mi preme dire che la maggior parte dell'umanità si suicida in modo incosciente. Gli organi che noi abbiamo nel nostro ventre sono adibiti a fare da spugna, assorbire tutte le nostre arrabbiature.
Quando si dice mi hai fatto, non so se in Croazia si dice mi hai fatto venire un fegato così, è perché il fegato assorbe o la bile assorbe tutte queste tue arrabbiature e così tutti gli altri organi, ma non sono infiniti. A un certo punto non ce la fanno più e quindi arriva il tumore. Evo i za kraj, koincidencije i slučajnosti se mogu nabrajati bilo na razini knjiga i ovakvih fascinantnih događaja koji su dokumentirani, bilo na razini nekakvih dnevničkih zapisa vlastitog života gdje se događaju mnogim ljudima koji ih zapravo uočavaju ili se ponekad čovjek dan, dva, tri nakon nekog sinkroniciteta sjeti što se zapravo dogodilo ili ga prije osjeti pa razmišljajući u oči da su se dogodile slučajnosti. No ono što nameće zapravo najvažnije pitanje jest što pojava sinkroniciteta i koincidencija govori o prirodi našeg svijeta. Kakav on jest, jer naravno da se u sliku koju mi danas imamo u svijetu oni teško mogu uklopiti. Ona je linearna, uzročno-posljedična, materijalna, naše misli su odvojene od svijeta, mi smo svi međusobno odvojeni, a kamoli da bi bili povezani sa vjetrom koji nosi balon, koji nosi prsten tamo čovjek iz Australije na drugi kraj svijeta i slično. Kako svijet izgleda, svijet, dakle model svijeta u kojem su koincidencije imaju legitimitet, da tako kažem, u kojem su sinkroniciteti nešto što se očekuje. Drugim riječima, kakva je priroda svijeta po vama na temelju svih ovih, da kažem, prožitosti vašeg vremena temom sinkroniciteta? Il mondo sembra che sia in apparente disordine, ma non lo è affatto. Noi siamo sotto tutti una unica legge che si chiama legge dell'uno. Una è la legge che governa l'universo. Quindi noi siamo tutti interconnessi. Lo siamo consapevolmente o inconsapevolmente. Quindi la persona consapevole se ne rende conto e sorride a questo. La persona inconsapevole non se ne rende conto e rimane quasi terrorizzato. Ma tutto si muove per un preciso disegno, sia dalla cosa più microscopica che alla cosa gigantesca come potrebbe essere un uragano. Perché la famosa frase un battito d'ali di farfalla in Brasile genera un uragano in Giappone? Perché un meteorologo in Inghilterra negli anni 70, molto annoiato durante l'estate a Londra, decise di modificare con uno 0,000 una previsione meteorologica e non si rese conto che quel piccolissimo impercettibile spostamento di numero aveva generato un panico dall'altra parte del mondo proprio per una serie di interconnessioni di comunicazione. Quindi è molto importante ricordarci che noi tutti facciamo parte dell'uno, siamo tutti interconnessi. La comunicazione avviene in varie tipologie, come insegna la fisica quantistica, di cui si sta avvicinando a grandi passi verso le più grandi leggi dettate dalle religioni antiche, quindi c'è un avvicinamento tra la scienza e la religione, dove praticamente esistono dei campi, anche chiamati morfogenici, dove spiegano che la vita ha un'interessenza globale. C'è un fatto molto spettacolare che accade nel sud-est asiatico, che ha scoperto uno scienziato, dove a una certa ora, lungo le rive dei fiumi della Malesia, solo una certa ora, simultaneamente milioni e milioni di lucciole si accendono e si spengono all'unisono. Anche qui a livello matematico è inspiegabile come è possibile che a un certo punto della notte questi milioni di lucciole accendono e spengono la propria luce in perfetta sincronia. Come per esempio c'è una cicala che è molto conosciuta negli Stati Uniti, che viene in superficie, è una cicala che vive sottoterra e viene in superficie una volta un giorno ogni 17 anni. Sta fuori un giorno per procreare e poi muore. Com'è possibile che ogni 17 anni, il 29 di maggio di ogni 17 anni, vengano fuori milioni di cicale? È una sincronia perfetta che ci viene insegnata dall'universo. Mora da sa velikim očekivanjem iščekuje taj dan. Gospodine Cezati Kasin, hvala i do neke sljedeće prilike. Doviđenja. Što se pak sinkroniciteta tiče,
Sinkronizitetima na neki način nema mjesta u današnjoj slici svijeta kako učimo, ali svakako ima u svakodnevnim iskustvima ljudi. Oko interpretacije naravno nikad neće biti slaganja, no ponekad ako je neka pojava neobjašnjiva na jednoj razini tumačenja, možda je potrebno potražiti neku drugu razinu tumačenja u kojoj će se onda logično uklopiti. Ako postojanje sinkroniciteta i tih neslučajnih koincidencija o nečemu govori, onda je to da živimo u svijetu punom značenja za svakog od nas, svijetu koji se ne sastoji samo od međusobno odvojenih materijalnih predmeta, već sve što vidimo i što nam se zbiva iz ranja poput nekakve divovske animacije, možda iz naše podsvijesti. Iz te perspektive svaki pojedinačni život i njegov doživljaj svijeta više nalik u mističnom iskustvu ili nekoj glini koja stalno u oblikovanju kroz princip povratne sprege u kojem su ljudi ko stvaratelji situacija, više nego da žive u tvrdom, odvojenom i nezainteresiranom svijetu. Laku noć.